Ciao a tutti, penso che vi porterò con me questa settimana in tutti i lavori che devo fare. Non c'è un progettino singolo che faremo, ma dovrò svolgere più e più lavori, tipo sistemare tutti i pacchi che ho qui a terra e darvi anche un annuncio. So che negli scorsi video vi ho detto sono tornato per fare due di ferie, un po' di appuntamenti e rimarrò qua a casa per circa 3 settimane, fino alla prima di settembre mi pare. I piani non sono andati così, purtroppo, sono dovuto rimanere a casa per risolvere alcune questioni che non vi spiegherò perché sono cose private. Detto questo, vi spiegherò un po' della questione Giaco alla fine di questo video. Adesso devo solo sistemare tutto perché c'ho troppa confusione. Lì c'è un progetto che sto facendo, là dietro ce n'è un altro, qua ho gli scatoloni, fuori ho altra roba. Sarà una settimana bella piena. Oddio, va bene, adesso non è stato niente di così emozionante, tutti questi lavori qua, sistemato i pacchi, organizzato un po' di cose ed è tutto abbastanza libero e quindi nelle prossime settimane cercherò di organizzare un attimo. Ho una marea di progetti da realizzare e tanti sono di organizzazione. Da qua alla fine dell'anno ci saranno dei cambiamenti super cool e non vedo l'ora che sia di nuovo tutto in ordine perché sto schizzando. Detto questo, l'altro lavoro che bisogna passare a fare è qua fuori nell'altra tettoia. Mi hanno portato cazzata, un microonde e una lavatrice che semplicemente dovrò smontare e recuperarmi alcune parti che saranno salve, come il motore o il trasformatore del microonde, che quello lì è molto utile per fare vari progetti. Ne ho alcuni in mente. Mi piacerebbe fare quella sorta di lavorazione sul legno dove metti una soluzione salina su una tavola, i due chiodi, dai corrente e ti fa il fulmine perché scava. Quella cosa lì, fatemi sapere se vi interessa, perché anche a me interesserebbe capire bene il processo e costruire l'attrezzo. Ecco, queste qua sono tutte le cose che sono state recuperate. Lavatrice, c'è la resistenza che scalda l'acqua, il motore, la pompa dell'acqua, e oltre alla centralina che di solito le prendo e le vendo su eBay. Ma invece dal microonde, la bentola, il super trasformatore, il motorino del piatto, un portalampade e il solito cavo. Sono distrutto adesso, raga, per cui ci vediamo domani. Oggi invece ho lavorato tutto il giorno a uno dei due progetti che vi ho accennato a inizio video. Non posso farvi vedere troppo ora, vi dico solo che è un progetto che ho iniziato più di 2 anni fa e nelle prossime settimane, se riesco, vi pubblico il primo episodio. Vi posso dire soltanto che è una cosa che non si è mai vista su YouTube. Ok, quello che vorrei fare oggi, tra i vari lavoretti, ovviamente fuori piove, quindi andare avanti col progetto di ieri non si può. Vorrei spostare tutta quella roba là dietro, tutto quel materiale lì per fare spazio e cominciare ad allestire la parete del tornio, che così magari prossimamente posso cominciare a fare qualche lavoretto. L'idea per adesso è togliere tutta la legna che vedete lì, magari spostare i tavoli, pulire e mettere la legna proprio nel punto opposto là dietro, quindi sposto quello, sposto anche il mobile della fotografia. Qualcosa spero che salti fuori di positivo da questa settimana un po' arraffazzonata così. C'è tantissima roba da fare, troppa.
Ok, liberato tutto di qua, preciso, spostato là dietro che tanto non veniva utilizzato come spazio, quindi ho riposizionato tutto, poltrone e robe qua. Questa struttura qua la dovrò togliere prima o poi, adesso c'è ancora un po' di casino. Questi sono scarti piccoli, roba a cui devo trovare un altro posto, quelli lì pannellacci che non servono e qui altra roba. Ora però stacco tutto che è tardi, anche perché prima di posizionarlo là vorrei dare una piccola mano di bianco, giusto per sistemare. Sì, quindi ci vediamo. Oggi sono di nuovo intutato perché continueremo con la parete lì in fondo a dare il bianco e poi vediamo di dare una bella sistemata a questo laboratorio e farlo tornare operativo. Perfetto, allora parete sistemata, stuccato, colorato tutto preciso. Tornio l'ho posizionato qua perché penso che sia la sua posizione ideale. Dovrò solo rifarci i rialzi sotto perché sennò risulta troppo basso per me, circa 10 cm, mentre tutto qua sopra vorrei fare la parete attrezzata. Purtroppo non mi ricordo, quando ho fatto il corso con Richard mi ha detto non mettere le cose proprio lì di fronte perché, non lo so, non me lo ricordo, gli chiederò. Se tra di voi c'è qualche tornitore e ha qualche consiglio da darmi su come attrezzare la parete, perché sarà uno dei prossimi contenuti, oltre al fatto di fare delle modifiche al tornio, che non vi dirò, ma c'è uno spoiler in un commento del video scorso. A questo punto mi nasce un altro dubbio su come organizzare tutto qua dietro. Ve lo spiego brevemente perché non penso di farlo e di farvelo vedere in questo video qui. Tutta questa parete qui è ben attrezzata e organizzata con questi due tavoli. Se vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto. Il punto è che mi rimane questo spazio che è circa 1 metro quadrato che non riesco a sfruttare perché poi tra la fine del tornio e l'inizio del tavolo praticamente c'è poco più di una spanna e risulta scomodo andarci dietro, mettere roba, non so bene cosa fare. Pensavo di spostare tutti e due i tavoli quel metro più in qua, prendere questo scaffale dove tengo tutte le stampanti e un piccolo tavolo da elettronica, girarlo di 90 e appoggiarlo lì al muro. Così può darsi che qui mi si faccia dello spazio per qualcos'altro. Purtroppo è una roba che penso che farò prossimamente e niente, ve lo aggiorno. Però penso che i lavori per questa settimana sostanzialmente siano terminati. Quello che mi manca da fare è trovare uno spazio e sistemare perlomeno quello che ho qui. Poi al resto ci pensiamo nelle prossime puntate. Qua li abbiamo recuperati lunedì dalla lavatrice questi, per cui sicuramente sopportano tutto il peso del tornio. Top!
penso che questa settimana, alla fine della questione, l'abbiamo portata a casa. Ho rivoluzionato tutto, anche se vi avevo detto che non avrei fatto niente, però non ce la facevo a vedere le cose lasciate a metà. Come vi anticipavo a inizio video, ci sono delle news e delle cose che succederanno nei prossimi mesi. Non ve le sto a anticipare ora perché non ho ancora la certezza di queste cose, ma sono super gasatissimo per queste novità. Invece, per quanto riguarda la questione Giaco, sono tornato a casa. Me lo avete chiesto spesso perché ovviamente vi ho accennato sia su Instagram che negli ultimi video che sarei rimasto per qualche settimana per fare un po' di mie cose e sbrigare alcune faccende e poi sarei tornato. Purtroppo queste faccende richiedevano la mia presenza qua e non si sono risolte nel breve tempo che pensavo. Ad oggi non ho ancora risolto alcune questioni. Niente di grave, robe personali, tutto qua, però mi costringevano a rimanere qua a casa. Per cui, siccome sono partito un anno fa e l'accordo che avevo con Giaco era di collaborare per un anno, l'anno è finito praticamente oggi, quando sto registrando, perché al 9 di ottobre dell'anno scorso sono partito. La nostra collaborazione quindi si è conclusa. Non ho fatto nessun tipo di video, saluti o robe varie, solamente perché avevo necessità di fare un unico giro andata e ritorno. Ho chiesto un aiuto a un mio amico che ha un furgone e quindi poteva un giorno e ci è toccato fare in giornata. Tutti quei pacchi che avete visto a inizio video erano tutte quelle cose che avevo portato giù in quest'anno da Giaco. Mi è dispiaciuto anche non riuscire a salutare tutti i ragazzi del team, purtroppo, ma entro fine anno, appena risolvo questi problemini che ho qua, vedrò di tornare giù in modo da fare un bel saluto a tutti, anche perché mi sembra il minimo dopo un'esperienza del genere passata assieme. Quindi non penso ci sia altro da aggiungere, se non ovviamente ringraziare i Patreon che sostengono attivamente questo progetto, grazie mille, e do il benvenuto a Teox come nuovo Patreon, parte del team. Se non sapete cos'è Patreon, trovate tutto in descrizione, solite cose, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi per non perdervi tutte queste prossime novità che stanno per succedere. Vi ringrazio sempre a tutti per il supporto e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.